Il 25 novembre la FIPA Padova ha convocato presso il Palazzo del Turismo di Montegrotto Terme un'assemblea straordinaria invitando le società della provincia per eleggere il nuovo direttivo, dopo la rinuncia del presidente Stefano Camporese a seguito della sua nomina a segretario del CONI regionale. Vista l'importanza dell'evento, la partecipazione è stata altissima, con 75 società presenti, pari all'81% del totale. Tantissime le autorità nazionali e regionali presenti alla riunione, tra cui il segretario nazionale FIPA Alberto Rabiti, i consiglieri nazionali Adriano Bilato, Cristiana Parenzà e Pino Mazzon, il presidente regionale Roberto Maso, il delegato provinciale del CONI Dino Ponchio e l'assessore allo sport Umberto Zampieri. Nessun dubbio tra gli intervistati che l'ottimo lavoro di Stefano Camporese potrà continuare grazie al nuovo presidente Fabio Nardo, suo vice per tanti anni. Io credo che la continuità ci sia tutta, perché Fabio Nardo è stato vicepresidente di Camporese per diversi anni, quindi hanno vissuto assieme l'esperienza del comitato provinciale e quindi sarà naturale questa continuità e non vedo grandi difficoltà in questo senso. Mi auguro che vengano rispettati alcuni obiettivi come quelli e risultati che ha ottenuto Camporese nel corso di questi anni, ma ripeto, sono tranquillo che la continuità c'è tutta, le prospettive e la base anche, quindi nessun problema per continuare quello che è stato fatto e i risultati che si sono ottenuti. Intanto sono convinto che Padova continuerà nella stessa maniera che per il lavoro che è stato svolto sino adesso, anche con il nuovo presidente e con il consiglio che praticamente è lo stesso, perché Stefano e comunque questo movimento padovano è riuscito, credo, a trovare la giusta chiave per lavorare tutti assieme e quindi ottenere dei risultati non che sono imputabili soltanto a una persona, ma proprio con tutto il movimento e con tutte le componenti che girano intorno al nostro mondo, alla nostra pallavolo. Certo, a me, come ho detto prima, mancherà un po' il confronto che in questi 20 anni e più ci sono stati, con momenti certamente anche aspri, ma credo che sia giusto quando ci si confronta, quando ci si mettono le idee e dove a un certo momento però tutti vogliono raggiungere un obiettivo che è quello del miglioramento della pallavolo. Comunque Stefano credo continuerà, penso, a dare il proprio apporto, credo che continuerà anche se ci sono delle cose che non andranno per il verso giusto secondo il suo parere, credo che magari darà sempre il giusto contributo proprio per i motivi che dicevo prima, la crescita della pallavolo, che è credo una delle cose che ci ha animato proprio dai primi giorni in cui abbiamo iniziato assieme. Negli anni il presidente uscente ha saputo consolidare un'ottima collaborazione con il comune di Padova. Ma anzitutto credo vada ringraziato Stefano per il grande lavoro, ma in questo passaggio si nota anche un grande spirito di squadra, cioè è stato Stefano stesso a ricordare che i grandi risultati raggiunti sono stati certo merito suo, ma anche di una squadra che oggi prende il timone e che attraverso Fabio sicuramente continuerà a far sì che la FIPA nel nostro territorio sia un riferimento, un soggetto che continua a dare bei risultati e per noi come comune un interlocutore essenziale per la programmazione dell'attività e dell'impiantistica. Il segretario nazionale FIPA ha illustrato i tratti caratteristici della nostra disciplina sportiva in Italia. Noi abbiamo 50.000 dirigenti tesserati. I dirigenti nostri, adesso non voglio fare paragoni con le altre discipline sportive, però sono da un punto di vista culturale decisamente molto più preparati rispetto ad altri. Questo ha creato il movimento nostro, che il movimento, come ho detto prima, siamo presenti in 120 città, quindi abbiamo praticamente 120 comitati tra provinciali e regionali. Questo fatto della capillarità diffusa sul territorio
è stato senz'altro il nostro fiore all'occhiello per il movimento nostro. Come ho detto prima nell'intervento che ho fatto, è la base, che praticamente è la base della nostra piramide, che dà la forza e l'avvio al movimento, che poi avrà il culmine finale chiaramente con le squadre nazionali. La responsabilità di consolidare la crescita del movimento della pallavolo padovana sembra non pesare al nuovo presidente. Noi abbiamo sempre rappresentato in questi anni, con Stefano e con tutto il gruppo, il movimento della pallavolo padovana. Per noi il movimento vuol dire non soltanto le società, ma vuol dire anche il comitato, vuol dire i consiglieri, vuol dire il presidente. Che il presidente sia Stefano, sia Fabio, sia qualcun altro, non ha importanza. L'importante è che ci sia un'idea condivisa e che ci sia da parte di tutti la volontà di perseguire un obiettivo che deve essere assolutamente lo stesso per tutti. Quindi il fatto che sia cambiato la persona, il front, quello che si vede, quello che fa le interviste, vabbè, non importa, però l'importante è che il gruppo rimanga comunque consolidato, che rimanga forte e che abbia un obiettivo, quello di far crescere, sempre come è stato negli ultimi anni, il movimento della pallavolo padovana. Il presidente uscente non ha tradito una certa commozione quando l'assemblea elettiva si è trasformata in una giusta celebrazione del suo lavoro svolto in tutti questi anni. Il movimento della pallavolo padovana continuerà sicuramente con una velocità non inferiore a quella attuale. Ormai ha la consapevolezza delle proprie capacità che si sono consolidate con il tempo grazie a un lavoro proprio di squadra. Nella pallavolo i 3 passaggi sono fondamentali e le nostre società l'hanno capito, prima strutturandosi al loro interno, ascoltando tantissimo i consigli che arrivavano dall'osservatorio del comitato provinciale, non sicuramente da persone più esperte, ma da persone che potevano mettere insieme le diverse esperienze. L'umiltà di voler continuare a crescere da parte prima dei dirigenti federali e dopo trasmessa a tutti i dirigenti locali, allenatori compresi, ha portato a questa bella favola, possiamo dire. Una favola che secondo me continuerà nel tempo e continuerà a vedere aumentare tutti i propri praticanti. La favola potrà continuare se tutti insieme contribuiremo a raccontarla.